adesso anche nei festival, eccetera, si parla molto di questa fase iniziale che tutti nominano warm-up, no? Yeah. Un po' preso dal mondo della Formula 1, non so, penso che sia quello. I don't know. Ecco. Però diciamo che all'epoca nostra, che ormai parliamo come dei Matusalemme, tipo, no? Vabbè, Si parlava, sì. per tanti anni si è parlato di preascolto, che in realtà sarebbe scorretto come termine. Sì. Però era la parte introduttiva della serata, quindi se una serata partiva, come spesso capitava anche al Miro, per esempio partiva all'una di notte, per ascolto era quello che andava dalle 11, Sì. quando arrivavano i primi avventori, no? E veramente erano pochissimi, perché alle 11 eri tu i baristi e basta, no? E sentivi ancora la discoteca vuota con dei rumori diversi, il volume più basso, però c'erano, ecco, io all'inizio ho fatto anche quella fase lì e mi ricordo sì, qui, adesso vi porto più avanti nel tempo, parliamo un po' più vicino ai miei inizi proprio. Questo disco mi ricorda il 98, ero sempre al Miro, ma forse tanti non lo sanno, ma io al Miro sono arrivato prima, appunto, nel 2000, diciamo che è stata diciamo la mia nomina come DJ resident, no? Dell'Arena. Quindi l'Arena era, per chi non lo sapesse, il Miro era multisala, però era famoso per l'Arena era... Miro era una discoteca leggendaria di Lignano, Sabbiadoro, no? Esatto. In Friuli. Sì, in Friuli. La spiaggia dei friulani è Lignano Sabbiadoro. Ho tanti amici infatti da Udine, eccetera. Saluto Luca in particolare, che mi segue da ormai 25 anni, quindi insomma è uno come gli ho scritto, è uno dei miei fans più attivi da sempre, dall'inizio. Però a parte questo, dicevo appunto che nel 98 mi trovavo a Miro, ma ovviamente ero alle prime armi e parlando appunto che con i ragazzi più giovani, avevo l'opportunità comunque di mettere dei dischi in discoteca, che adesso è molto più difficile questa cosa, no? E si faceva il cosiddetto scaldapuntine, cioè su quello che praticamente ti davano questa opportunità, però dovevi fare la parte iniziale della serata. E allora comunque cercavi di portare un po' delle sonorità per quella parte di serata. E in quegli anni nascevano tante label, tante etichette e tanta musica dedicata anche a quella parte di serata, perché ovviamente non ero solo io che proponevo quel sound lì, ma c'erano anche altri club e quindi quel sound dedicato che non doveva essere né troppo esplosivo né troppo smorto, diciamo, ma un giusto connubio per far, diciamo, per introdurre la serata e che i primi appunto clienti del locale arrivassero dentro e trovassero già una certa atmosfera a seconda della sala ovviamente dove andavano a ballare. Quindi si caratterizzavano questa parte della serata da un beat molto lento, no? Addirittura mi ricordo che il mitico Marco Dionigi, Yes. all'Alter Ego aveva fatto di questo genere un genere da centro serata, perché l'Alter Ego proponeva, per quanto riguarda la sezione da lui proposta appunto, un battito molto lento, i BPM molto lenti, e addirittura metteva dei dischi che dovevano andare a 45 giri, 33. li metteva a 33. Famosissimo è il disco cosiddetto delle cornamuse, che è Acid Folk, che se tu lo ascolti è un disco progressive, Right. ma messo lento ha creato un'atmosfera pazzesca. Anche quello volevo portarlo via, ma è un disco mito talmente conosciuto che andate a ascoltare, è Perplexer Acid Folk. Nice. Invece qui andiamo ad ascoltare questo disco su questa label italiana che faceva appunto queste cose molto, appunto, molto da club, legate al preascolto. Questo era un disco che spesso mi avete sentito proporre. Nice. Let's Vai. enjoy it then.